Madonna, è bellissimo, eh. Amici, buongiorno e buona Pasqua, bentornati sul canale. Stiamo lasciando Recoaro alle nostre spalle per un anello di 50 km e 1600-1700 di dislivello. Un giro tutto sulle piccole Dolomiti, tra prati, un po' di neve forse, ma i paesaggi sono bellissimi, il tempo è una figata e c'è il Giangi con noi oggi. Si passa dietro l'Artusi, la scuola alberghiera, che tra l'altro ha fatto anche Cracco, e si va diretti a Recoaro 1000. Salite in bici con noi perché ci sarà da divertirsi. Questa salita è veramente bellissima perché all'inizio si vedono tutte queste contradine, queste casette, le baitine, e poi man mano che si sale, adesso la strada è sterrata, se ne vedono sempre meno e si percepisce proprio che si sta salendo. Il paesaggio è bellissimo, il fondo è eccezionale, il Garmin suona, per cui ottimo. Madonna, è bellissimo, eh. Il mezzo definitivo per fare questo giro. Ultimo strappetto prima di uscire nell'asfalto. Alla mia sinistra ho l'arrivo della cabinovia di Recoaro Terme e qui possiamo dire che termina la prima salita perché c'è l'ultimo pezzettino in asfalto, ma è veramente morbidissimo. Siamo arrivati a Recoaro 1000. Da Recoaro 1000 abbiamo preso la strada delle Montagnole che ci sta portando verso la Gabbiola, dove prenderemo poi il sentiero di grandi alberi. Tanta roba, ragazzi, queste strade qui sono incredibili e niente, si sta veramente bene. Oggi giornata super, è Pasqua, non c'è neanche tanta gente in giro. Bello, bello. Appena passata Amalgama Orando e la voglia di entrare a mangiare i gnocchi con la fioretta è tanta. Adesso vediamo perché sto passando sulla neve e non è banale qui però bello, c'è qualche macchia di neve che ci ricorda che non è ancora arrivata l'estate, anche se il clima è veramente caldo oggi. Fino a qui il giro è molto piacevole, le pendenze sono un po' impegnative all'inizio, però siamo andati su chiacchierando col 50 dietro, quindi non c'è nessun problema. La parte un po' più impegnativa arriverà nella seconda parte, quando sarà da salire a Campogrosso, che vedo là alla mia destra dall'altra parte della valle. Questo sentiero qui, che poi non è un sentiero, è una strada, follia. Questo è l'allenamento che ho fatto a San Pellegrino. Che figo però. Diciamo che ci sono dei punti dove è un attimo difficoltoso passare, ci si bagna un pelino, però è molto bello e fa molto caldo, quindi presumo che quando vedete il video nel giro di una settimana la neve qua non ci sia proprio più, perché si scioglie a vista d'occhio, secondo me. Eccolo Dio! Strada veramente fantastica questa, passato quel pezzettino lì un po' innevato, ma come dicevo nel giro di poco non ci sarà più. Adesso è tutto un su e giù molto scorrevole, molto battuto, che ci porta verso Rifugio Battisti. Ci sono due opzioni,
in base al periodo in cui fate questo giro. Una strada forestale che porta diretta al rifugio, ma credo che ci siano delle lingue di neve adesso perché scarica spesso lì. E poi c'è un sentiero che comunque è molto semplice e vi porta al penultimo tornante, quindi poi bisogna risalire un altro pelino, nulla di impossibile. Un po' complicato affrontare con il ghiaccio e la neve, ma soprattutto gli aspen, questi terreni, però nel giorno del Fiandre noi stiamo scrivendo la storia a Recoaro 1000, andare avanti di potenza qua. Oh, papà, ciao. Ciao. E il Giangi da spettacolo, ciao. Cioè già toccarsi quei manubri sulla neve io neanche giù per il Giau ho fatto quella velocità lì. Ma va piano stia, cande ostrega di che il Giangi lì, guarda. Teniamo un piedino sganciato appoggiato per terra che male non fa e poi stiamo chiaramente sulla terra. Opla. Siamo sull'asfalto, 2 tornanti e rifugio Battisti. Dunque la situazione attuale è la seguente: siamo a 17 km per 1000 metri di dislivello, dobbiamo scendere fino al crossodromo di Recoaro Terme per poi prendere verso sinistra la salita di Campogrosso. Dovrebbero essere circa altri 700 metri di dislivello che non saranno del tutto in una salita, anche se gran parte sì, e poi raggiungeremo appunto il punto più alto che sarà appunto il rifugio Campogrosso. Mi sono ripetuto 27 volte. La discesa adesso è del tutto asfaltata, una strada molto bella, comunque l'asfalto è perfetto, da stare un attimo attenti con le macchine chiaramente, però non ci sono particolari problemi, quindi ci divertiamo lo stesso. Allora attenzione, proviamo un'alternativa per evitare qualche metro di dislivello, perché se noi andiamo giù fino al crossodromo dopo la strada è abbastanza impegnativa. Qui invece davanti a Malgalora, appena dopo Obante scendendo, troviamo questa strada forestale che ci ha consigliato un ragazzo, una persona qui del posto, e vediamo se potrebbe essere una valida alternativa. Comunque voi, se mi chiedete la traccia, trovate quella definitiva e più sicura. Che bello comunque anche prendere le nostre mountain bike e andare a esplorare un po' l'ignoto, zone dietro casa ma zone che non conosciamo fino in fondo neanche noi, anzi ogni volta che si esce in bici si scopre qualcosa di nuovo, quindi perché non andare a conoscere? Ti vedo un po' in difficoltà oggi papà in discesa, hai le gomme ancora a 3. E questa è la salita che dovevamo prendere in fondo papà. Qua sopra 50 metri è finita, quindi top, direi ottima variante questa. Ottima variante, ci siamo risparmiati almeno 250 metri di dislivello con questa salitina qua. Allora, signor Gianluca, mi consenta di dirle che questo taglio è una figata. Sì o no? Cavolo! Ah, che invece di andare al crossodromo, secondo me ci siamo risparmiati 300 metri di dislivello, Confermo, bel taglio quello lì, ci si risparmia un bel po' di fatica che si può fare adesso salendo a Campogrosso. Mancano 3 km e 900 metri al passo. Ormai siamo alla guardia, vediamo se è aperto, magari beviamo, mangiamo qualcosa e poi si procede. A Campogrosso la salita è sostanzialmente finita. Com'è la Gian? Bene, dai. Andiamo su con Landini.
Ma quanto bella è la struttura lì davanti, Giangi, da vedere. Non so perché vedo solo la Madonna. Effettivamente là sopra c'è, manca veramente poco. Te ogni volta che accendo la GoPro acceleri, guarda, te mi fai imprecare il giorno di Pasqua. Ma solo guarda, le ultime cartucce che sparano, no? Ma quando che ti arriverei i miei anni, te ricorderei, no? Sì. Guarda. Allora abbiamo il rifugio qua davanti, però adesso noi giriamo a destra e andiamo verso la Maiga, strada del re. Speriamo che sia aperta per raggiungere il ponte tibetano. In teoria sì, non penso sia messa peggio di quella di prima, quindi dovrebbe essere fattibile. Niente, continuiamo. Niente amici, purtroppo appena dopo la Malga la strada comincia a essere veramente tanto sporca e onestamente non ce l'aspettavamo, perché essendo comunque di asfalto qui siamo in maniche corte a 1500 metri, fa proprio caldo, pensavamo che fosse più pulita, magari da scendere in alcuni tratti, invece ce n'è mezzo metro. Pazienza dai, tra poco sarà possibile percorrere questa strada senza problemi, quindi la traccia venite a farla perché è veramente una figata. Mi dispiace che non riesco a mostrarvela, però se spulciate un po' negli altri video troverete alcune immagini relative proprio a questa parte del percorso. Si chiude qui quindi questo video, noi ci siamo divertiti, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.